Legato per anni moglie e figli con la consorte anche chiusa fuori di casa nuda, padre e marito padrone arrestato dai carabinieri a Spinea. Scomparsi in Burkina Faso, secondo il primo ministro canadese Edith è viva, un annuncio che dà speranze anche sul trentenne di Vigonza Luca Tacchetto. 63enne trevigiano muore in un incidente in Sri Lanka, investito pare da un treno turistico, shock a Cison di Valmarino, i parenti si apprestano a partire per i paesi asiatici. Parla l'imprenditore bassanese che ha assunto il 59enne marocchino dopo che aveva riportato il portafoglio trovato a terra, l'onestà paga, dice, e questo dimostra che i veneti non sono razzisti. 3 persone ricoverate in rianimazione per l'influenza, 2 rodigini con gravi patologie, una 38enne padovana incinta al 7° mese. Si parte a maggio, i veneziani saranno esentati, l'annuncio del sindaco del capoluogo lagunare Brugnaro sulla discussa tassa di sbarco. Un bando della regione per valorizzare le location venete e rafforzare le imprese cinematografiche e culturali del nostro territorio, domande entro il 18 febbraio. Telespettatori di Antena 3, buongiorno e bentrovati, la prima edizione dei nostri telegiornali e in primo piano il racconto di un incubo durato per quasi 30 anni, subito prima dalla moglie e poi anche dai figli di un 60enne che è stato arrestato dai carabinieri a Spinea, un padre e marito padrone, un vero e proprio orco a quanto pare, a quanto raccontato poi e quanto emerso dalle indagini dei carabinieri. Ci racconta questa terribile storia di violenza domestica Tiziana Bolognani al telefono per noi. Tiziana. Buongiorno da Spinea, dell'incredibile, la vicenda di violenza domestica scoperta dai carabinieri che hanno sottratto alla furia di un padre padrone la moglie e i 2 figli della coppia, uno di questi ancora minorenne. L'uomo, un veneziano di 60 anni, è stato arrestato nel pomeriggio di ieri con l'accusa di gravi maltrattamenti contro i familiari e lesioni personali dolose. Le violenze contro la povera donna andavano avanti da almeno 30 anni, percosse e aggressioni fisiche e verbali, umiliazioni frustranti, minacce anche di morte pure davanti ai figli, cui non è stata risparmiata l'umiliazione di vedere la propria madre costretta a denudarsi e poi essere rinchiusa fuori dalla porta di casa. Nell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Venezia sono riportati innumerevoli episodi accaduti fra le mura domestiche, anche oltre l'immaginabile, cui hanno fatto da contraltare reticenze e silenzi indotti proprio dalle minacce, estese probabilmente anche a vicini, conoscenti e parenti che, sentiti in qualità di testimoni, hanno confermato lo stato aberrante di violenza che andava avanti almeno dal 1990. Il quadro è stato messo a verbale dai militari dell'Arma che ieri hanno arrestato il 60enne, portato temporaneamente in ospedale per la gestione delle emergenze e poi in una struttura adatta alla detenzione e alla cura. Da Spinea è tutto, a voi. Grazie Tiziana Bolognani. Adesso torniamo a parlare dei 2 giovani scomparsi in Burkina Faso, la canadese Edith e il trentenne di Vigonza Luca Tacchetto. Secondo il primo ministro canadese Trudeau, la ragazza è viva e questo ovviamente riaccende le speranze anche per il giovane veneto. Edith Blaise è viva. L'annuncio che apre uno spiraglio di speranza anche sulla sorte di Luca Tacchetto, il trentenne di Vigonza scomparso in Burkina Faso dal 15 dicembre, arriva dal Canada e la fonte è ufficiale al massimo livello. A parlare è il primo ministro Justin Trudeau, rispondendo ad una precisa richiesta di notizie sulla compagna di viaggio del figlio dell'ex sindaco di Vigonza. Il premier canadese, dopo aver sottolineato come le autorità del suo paese siano al lavoro con i partner internazionali, ha aggiunto che dalle informazioni finora in suo possesso la ragazza è viva. Non mi è stato detto niente che possa far credere il contrario, ha concluso Trudeau. Su cosa possa essere capitato ai 2 giovani sono state formulate diverse ipotesi sia dalle autorità italiane che canadesi nell'ambito di una ricerca che coinvolge da oltre un mese anche diversi privati e associazioni di volontariato presenti nel paese africano. La probabilità che sembra prevalere rimane quella del rapimento, forse ad opera di un gruppo locale che avrebbe poi ceduto i 2 giovani ad un'organizzazione più strutturata e in grado di gestire una trattativa complessa come la richiesta di un riscatto. Da qualche anno in Burkina Faso sono attive milizie jihadiste che lo hanno reso un paese a forte rischio sicurezza. Diversi osservatori avevano inoltre già rimarcato come l'assenza di comunicazioni ufficiali, anche da parte delle autorità locali, non significhi necessariamente un'assenza di notizie e non sia da escludere che siano avvenuti o siano in corso contatti in questo senso.
In Sri Lanka invece una vacanza che finisce in tragedia, quella di un 63enne odontotecnico trevigiano che viene travolto, e la dinamica è ancora tutta da chiarire, da un treno turistico. Odontotecnico con la vocazione per il volontariato, un uomo buono che pensava agli altri, agli ultimi. Lo descrivono così a Cison di Valmarino Gianfranco Fiorin, 63 anni, morto tragicamente in Sri Lanka giovedì, travolto, stando alla ricostruzione delle autorità locali, da un treno turistico. Treno che lui, essendo non udente, tanto da aver svolto anche il ruolo di consigliere provinciale dell'Ente Nazionale Sordi di Treviso, non avrebbe sentito arrivare venendo investito. Era giunto da solo nel paese asiatico solo qualche giorno fa. Non era nuovo a viaggi in località esotiche, lontane, aveva fatto per un periodo anche il volontario tra i bambini del Burkina Faso. Lì aveva lasciato molti amici. In Sri Lanka era già stato, aveva deciso di ritornarci in ferie. Il rientro in Italia era previsto per il 10 febbraio. Poi la tragica notizia, ma alla famiglia non sono stati forniti dettagli, se non una sommaria prima ricostruzione di quanto sarebbe accaduto sul lungomare. Il cognato partirà a breve per lo Sri Lanka per effettuare il riconoscimento e riaccompagnare la salma in Italia. Piena disponibilità dal sindaco Cristina Pin per supportare in questo percorso la famiglia. Continuano a essere gravi le condizioni delle 3 persone ricoverate in rianimazione per l'influenza, di cui abbiamo già raccontato ieri. Si avvicina infatti il picco dell'epidemia influenzale in tutta la regione e questi 3 gravi casi di complicanze hanno portato al ricovero in rianimazione altrettante persone. Come vi dicevamo ieri, si tratta di un 64enne e un 56enne con patologie croniche pregresse, ricoverate all'ospedale di Rovigo, e una donna di 38 anni al 7° mese di gravidanza che a causa di complicazioni dovute appunto all'influenza è stata trasferita nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Padova. Le loro condizioni restano per il momento gravi. E adesso il caso FAS, con già 100 le prime domande di ammissione al processo contro l'inquinamento delle acque da FAS che si terrà a Vicenza. Le istanze sono state protocollate ieri. Chi si ritenesse danneggiato potrà aderire nei prossimi giorni. Sentiamo dove e come. Al grido di Procura Aiutaci, le mamme No FAS hanno depositato i primi 100 atti di persone offese con il mandato a farsi difendere dall'avvocato Matteo Ceruti di Rovigo. La domanda è quella di accesso al fascicolo relativo al procedimento penale nei confronti della Miteni di Trissino. Presentata anche la richiesta di appuntamento con i pubblici ministeri incaricati. La possibilità di accedere al processo non si è conclusa. Le mamme No FAS hanno organizzato altri 3 incontri sul territorio per raccogliere altre nomine che saranno presentate poi in procura a Vicenza. Nel dettaglio gli incontri si terranno il 22 gennaio a Lonigo, centro giovanile, il 5 febbraio a Montagnana, al Villaggio della Gioventù, e il 6 febbraio a Legnago, sala civica. E adesso parliamo di minori e criminalità. Abbiamo raccontato in questi giorni a Venezia e in territorio anche mestrino di baby gang, ma ci sono purtroppo anche giovanissimi che si dedicano allo spaccio, come quello che è stato bloccato dai carabinieri appunto a Venezia. Allora ci dice tutto, ci racconta tutto in diretta telefonica la nostra Ilaria Marchiori. Buongiorno da Mestre, dove uno studente di 16 anni è stato denunciato dai carabinieri perché trovato in possesso di 17 dosi di marijuana confezionate e pronte per essere vendute. I militari l'hanno fermato la scorsa notte ai Tre Archi in sestiere Canareggio a Venezia nell'ambito di una serie di controlli che in questi giorni sono stati potenziati anche per contrastare il fenomeno delle cosiddette baby gang, che ha seminato il caos tra le calli con aggressioni e rapine, non ultima quella di inizio settimana. Il 16enne, oltre alla marijuana, aveva con sé anche 120 euro in contanti, probabilmente il guadagno della serata. Da qui è scattata anche la perquisizione domiciliare a Mestre, dove il ragazzino vive insieme ai suoi genitori, e in casa i militari hanno trovato in un cassetto della sua camera da letto altri 850 euro, oltre ad un bilancino elettronico di precisione che veniva utilizzato per pesare la marijuana. Tutto è stato sequestrato. Da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori. C'è un aggiornamento importante sul caso di Luca ed Edith scomparsi nel Burkina Faso, lo leggiamo dal Corriere del Veneto. Luca Tacchetto ed Edith Blais, è un sequestro, primi contatti con la banda di rapitori, lo dice la Farnesina. La notizia diffusa in Canada è avvalorata dalla visita del primo ministro Justin Trudeau ai familiari della ragazza, trova conferma in Italia.
quindi Tacchetto e Luca ed Edith sarebbero stati dunque rapiti. Al momento nessun dettaglio può essere aggiunto proprio perché qualsiasi interferenza potrebbe mettere in pericolo, scrive il Corriere, la vita dei due ostaggi. I ragazzi sarebbero stati presi mentre erano in viaggio in Burkina Faso e sarebbero già arrivate richieste per il loro rilascio, che in queste ore vengono analizzate proprio per verificare la attendibilità di chi si è messo in contatto con le autorità italiane e canadesi, e dunque si sta cercando di accertare se i dettagli forniti per dimostrare la loro esistenza in vita, come sempre avviene in caso di sequestro, siano veritiere. Dunque questa importante novità sul caso dei due ragazzi scomparsi in Burkina Faso. Quindi ci sarebbe un primo contatto con i rapitori. Torniamo nel nostro territorio, torniamo in Veneto orientale a Portogruaro, dove nella notte, quasi all'alba, alle 4, c'è stato un assalto a uno sportello bancomat. Ignoti hanno fatto saltare il bancomat della banca di Cividale in Borgo Sant'Agnese. Il boato fortissimo ha svegliato i residenti, che hanno immediatamente chiamato i carabinieri. All'arrivo della pattuglia i banditi erano già fuggiti, ancora da quantificare il bottino, danni ovviamente ingenti alla struttura. E poi paura questa mattina, altre immagini che vediamo dalla autostrada in A27 carreggiata sud, nei tratto compreso tra i caselli di Conegliano e Treviso Nord, ad andare in fiamme, come vediamo in queste immagini, una vettura. Il conducente ha fatto appena in tempo ad accostare e a uscire dall'abitacolo. In pochi istanti l'auto, come avete visto e come vedete nell'immagine, era già avvolta dalle fiamme. Tempestivo anche l'intervento dei vigili del fuoco intervenuti da Treviso per domare l'incendio. L'auto evidentemente è andata completamente distrutta. Dalla cronaca alla notizia che da ieri ha fatto un po' il giro di tutta Italia, la bella notizia dell'imprenditore bassanese che ha offerto un lavoro al 59enne marocchino che domenica, passeggiando sull'argine di un fiume, aveva trovato questo borsello con all'interno un portafoglio e 900 euro all'interno, comprese anche le carte di credito. L'aveva portato al sindaco, il sindaco poi ha avvertito il legittimo proprietario e da qui è nata questa offerta di lavoro. Allora parla l'imprenditore bassanese che ha offerto questo lavoro al 59enne, sentite le sue parole. Bernardo Finco, cosa l'ha convinta ad assumere questo lavoratore? Innanzitutto questa provata moralità, perché uno che trova una discreta somma e che ha il proprio senso morale di restituirla quanto prima è una bella persona. Poi abbiamo conosciuto questa sua difficoltà e insomma siamo un'azienda, la missione dell'imprenditore è quella di creare posti di lavoro. Abbiamo sempre avuto lavoratori, mi pare che in tutto abbiamo contato 38 nazionalità, quindi siamo un po' un'azienda, è un po' anche per sfatare i pregiudizi alla Oliviero Toscani, che ovviamente sono ubriaconi, che sono razzisti. Dovrebbe venire a farsi un giretto il buon Oliviero Toscani, che non conosce la realtà. Immagino che quando è arrivato da voi Omar si attendesse solo un ringraziamento. Che faccia ha fatto quando gli avete offerto un lavoro? No, ancora di più, cioè il mio collega che ha avuto questa disavventura di perdere gli ha dato anche una ricompensa molto, secondo me, consistente. Vero è che ha ricevuto tutta la somma e non la voleva, quindi a maggior ragione è da apprezzare questa persona. Adesso torniamo a parlare di autonomia. Ieri il ministro per gli affari regionali e per l'autonomia Erika Stefani era a Vicenza, ha ribadito il concetto espresso dal governatore Luca Zaia ai cittadini del Sud. Ritmi serrati, un lavoro intenso. Si viaggia a grandi passi verso l'autonomia chiesta da 2.200.000 veneti. Una chance non solo per Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, ricorda il ministro per gli affari regionali e le autonomie Erika Stefani. Invito i governatori anche di tutte le regioni di fare delle proposte di autonomia, perché l'autonomia è proprio la concedere appunto la possibilità di lavorare sulle proprie capacità, però è anche una grande sfida, è la sfida di portare la classe politica a essere molto responsabilizzata, perché nel momento in cui si porta il centro di governo, di decisione più vicino al territorio, più il territorio ha la possibilità di verificarne anche gli buoni effetti o i cattivi effetti. Autonomia per tutti, per il nord e anche per il meridione. Condivide appieno il ministro Stefani la lettera aperta scritta dal governatore Zaia ai cittadini del sud. È una lettera aperta
un'offerta in realtà che non è solo rivolta alla gente del Sud, ma anche alla classe politica del Sud, perché il Sud è bellissimo, sarebbe il fiore all'occhiello di tutta l'Italia, una potenzialità enorme che è stata sacrificata da una storia che purtroppo ha impedito per certe volte di avere proprio una valorizzazione. Ma anche vi è una responsabilità della classe politica. Autonomia, potenzialità enorme, ribadisce il Ministro, e la prima intesa sarà ben chiara. Ministro, febbraio è il mese decisivo? Per me è un mese decisivo, per noi tutti abbiamo fatto un lavoro enorme, abbiamo fatto i tavoli tecnici, abbiamo fatto i tavoli politici, i confronti, i dibattiti, adesso arriviamo al dunque e dove ci sarà la possibilità quindi di valutare se alla fine sarà un tipo di autonomia che piace ai governatori o no. Dunque febbraio si spera mese cruciale per l'autonomia, sarà invece maggio il mese cruciale per la tassa di sbarco a Venezia, almeno da quanto detto ieri dal sindaco di Venezia, Brugnaro. Pensiamo di fare un provvedimento di giunta entro, penso, il 4-5 di febbraio, poi andrà in Consiglio Comunale entro fine febbraio, dopo 60 giorni diventerà attuativo, per cui diciamo dai primi di maggio sarà operativo. Saranno esentati sicuramente tutti i cittadini veneziani. A distanza di qualche settimana il sindaco Brugnaro rivela i primi dettagli sull'applicazione della tassa di sbarco a Venezia, che dovrebbe partire, annuncia, a inizio maggio. Nessuna anticipazione sul costo, anche se il primo cittadino dice di avere già un'idea, ma su altri aspetti rivela. Sarà un provvedimento che dovrà andare su 3 anni, nel senso che l'obiettivo nostro è arrivare a una carta, una presentazione al fatto che vogliamo controllare i flussi, e proprio la gestione di questi operatori diventerà uno dei fulcri dello sconto, del vantaggio. Barche elettriche, più elettriche possibili, disponibilità a cambiare flussi quando serve, il racconto e la cultura che daremo ai nostri ospiti, che non sono turisti ma sono persone, per raccontare come è bene vivere a Venezia. Cioè, non si può arrivare con la canottiera, infradito, il peofora eccetera, non è proprio il massimo. Fondamentale poi sarà la partecipazione di tutte le parti coinvolte. Oggi ho parlato con categorie, singoli operatori, perché stiamo facendo tutto il lavoro di ascolto delle categorie sul ticket per Venezia. Ho trovato grande disponibilità, grande ascolto, anche grande preoccupazione, perché giustamente si va a mettere le mani su una situazione che va avanti così da 40 anni, però tutti hanno capito che la difesa del cittadino che abita nel centro storico di Venezia è preminente e basilare. Questo è l'obiettivo principale della nostra azione, per cui tutti quelli che vorranno dare una mano a spiegare che a Venezia, se possibile, non si viene con l'infradito, se possibile si capisce che la città ha un costo superiore, che non è possibile sedersi per terra a mangiare, che purtroppo ha un costo, è più costosa di altri luoghi. Ecco, gli operatori che ci aiuteranno in questo avranno dei vantaggi anche poi che potranno scaricare sulla tassa. Pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. In Italy. Rieccoci in studio in diretta alla prima edizione del nostro telegiornale per parlare del futuro che sbarca a Oderzo. Di cosa stiamo parlando? Di una sperimentazione che ormai è in fase di conclusione, che è stata avviata in 8 nuclei familiari ATER, residenti a Oderzo e selezionati dall'ULSS, che mira a portare l'alta tecnologia al servizio dei cittadini, in questo caso anziani. Con il progresso dell'elettronica si sono rese disponibili molte opportunità. Gli apparati domestici possono oggi essere adoperati in un modo prima impensabile per ottenere maggior sicurezza e tranquillità, ma anche per cercare di ottenere una migliore qualità della vita anche dal punto di vista sanitario. Una casa informatizzata permette di monitorare la salute dei suoi inquilini. È con questo intento che è iniziato la scorsa primavera un progetto di domotica nelle case dell'Ater di Oderzo, unico nel suo genere. 8 appartamenti di 2 stabili sono stati monitorati giorno e notte. Grazie a questo innovativo progetto, durato 1 anno e sviluppato grazie ai fondi del MIUR in collaborazione con il Politecnico delle Marche, anche i 13 anziani inquilini sono stati monitorati per comprendere il loro stato fisico, misurandone quotidianamente pressione, battito, glicemia e temperatura.
Un progetto che ha già permesso di capire come la casa domotica o informatizzata possa avere delle ripercussioni importantissime sulla salute degli inquilini e sulla loro presa in carico, ad esempio da parte di strutture sanitarie. Questo in futuro potrebbe in parte cambiare la vita, perché ci potrebbe consentire di restare veramente più a lungo all'interno delle nostre case, con gli anni che passano, con un'infrastruttura che non costa tanto ma che ci consente di utilizzare i dati relativi al nostro stile di vita per poter ricevere servizi migliori. Servono molti investimenti, ma la prospettiva che abbiamo aperto è grande e utile per il benessere degli inquilini, ha detto il presidente Ater Luca Barattin. Perché l'obiettivo nostro non è solo quello di avere inquilini legati a un contratto, ma tentare di dare degli inquilini che siano legati anche a dei servizi. Soddisfatto anche il sindaco di Oderzo, Maria Scardellato, che ha ospitato la ricerca. È stato presentato a Padova un bando della Regione per valorizzare le location venete, parliamo di cinema, e anche quindi per rafforzare la competitività delle imprese cinematografiche e culturali del territorio. Finalmente siamo riusciti a dirottare delle risorse di fondi strutturali europei al settore cinematografico, quindi oltre che alle imprese tradizionali dell'artigianato, della manifattura, il Veneto investe anche in quella che è l'impresa cinematografica, audiovisiva, ovvero un settore dove investire conviene perché c'è un effetto moltiplicatore molto forte. Un euro investito nei film e nelle fiction porta ad un ritorno a un moltiplicatore di 2-3 volte rispetto a quello che si è investito, e anche in termini di promozione del nostro territorio, della nostra regione, che può diventare un set ideale per la realizzazione di film anche di carattere internazionale. Un incontro per spiegare come funziona il nuovo bando per attirare operatori cinematografici, un comparto che quando passa in un territorio lascia competenze e professionalità. La speranza è che vengano valorizzate le risorse già presenti nella nostra regione. Secondo me è essenziale, ci sono regioni o province come Trento che obbliga l'assunzione del 20% della troupe, bisogna andare in quella direzione perché fare i film è molto formativo, quindi se vogliamo far lavorare da un lato e far crescere le maestranze venete è necessario che ci siano dei tetti minimi. Oggi molte serie, molti film non ammettono lavoratori locali e questi devono essere esclusi a mio avviso. Le domande devono arrivare in Regione entro il 18 febbraio e verranno valutate da una commissione tecnica che comprende esperti in materia di produzione cinematografica indicati dalle università di Padova e Venezia e dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici. Sono fondi POR FESR, quindi fondi strutturali europei finanziati dall'Europa e cofinanziati dalla Regione Veneto. Risorse che sono immensamente superiori rispetto a quelle che avevamo con il bilancio regionale tradizionale, quindi adesso abbiamo 5 milioni di euro per questa programmazione, un primo bando da 1,5 milioni lo abbiamo presentato proprio in questo momento, in questa occasione, e il restante 3,5 milioni saranno impegnati con un ulteriore bando nel corso dell'anno. Parliamo adesso del Giro d'Italia che arriva ovviamente a maggio, ma le città che ospitano le tappe ovviamente si stanno già preparando. Tra queste c'è anche una città del veneziano che prima non aveva mai ospitato una tappa della Corsa Rosa, Santa Maria di Sala. La data evento del 2019 è quella del 30 maggio. Quel giorno la piccola cittadina di Santa Maria di Sala sarà per la prima volta sede di una tappa del Giro d'Italia e i motivi di orgoglio e di soddisfazione sono legati alla sua lunga tradizione ciclistica. Le pedalate dei campioni Tony Bevilacqua e Mario Vallotto sono state quelle che hanno portato la città del Salese in vetta al mondo, senza dimenticare Chiara Bevilacqua e Antonio Sabadin. Non è stato facile il percorso per vedersi assegnare l'agognata tappa, ma si sa, i veri campioni si riconoscono in salita. L'anno scorso, col Giro d'Italia, l'anno scorso giù in Bassa Italia, e ho trovato proprio i patroni del Giro, che io li conosco bene tutti, ho detto come siamo messi con la tappa di Santa Maria di Sala. Carraro, vedo se continui a insistere titoliamo la tappa. Ho capito che me l'ha data. Gli occhi di Carraro si commuovono, già artefice dell'arrivo del Giro annuale, stavolta la sua passione per il pedale e la conoscenza con l'entourage più stretto della Carovana Rosa gli hanno regalato la 18ª tappa del 102esimo Giro d'Italia, da Val d'Aora ai piedi di Plan de Corones in Alto Adige alla città culla del ciclismo Santa Maria di Sala, nella città metropolitana di Venezia. Siamo molto impegnati, ma siamo molto determinati e motivati, perché questo deve essere il Giro d'Italia che porterà in alto il paese di Santa Maria di Sala, ma anche tutto il territorio del Milanese,
credo che è un'occasione storica straordinaria. Il lavoro è frenetico per la predisposizione del carnet di appuntamenti che accompagneranno appassionati e neofiti al 30 maggio, quando la carovana rosa sarà preceduta dalle sfilate dei ciclisti in erba, dei bersaglieri e degli ex professionisti del pedale con Bettini e Motta a fare da apripista. Ma ci sarà spazio anche per un grande evento dedicato al bel canto a Villa Farsetti con Silvio Zanon e Chiara Angella. Lo sforzo economico sarà condiviso dai gruppi sportivi del Salese, oltre che dalla regione e dalla città metropolitana. Da oggi online il sito Aspettando il Giro 2019, tutte le news in diretta aggiornate dal Comitato Tappa. E con il Giro d'Italia si conclude questa prima edizione del nostro telegiornale. Vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Ben ritrovati al meteo. Torna ad essere stabile il tempo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà una giornata all'insegna di un tempo asciutto. Non sono infatti attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Tuttavia il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso e spesso anche un po' coperto, un po' ovunque. Temperature minime comprese tra i -3 e 0 gradi. Massime comprese tra i 3 e 5 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, al mattino avremo nubi su tutti i settori montuosi, mentre altrove sarà per lo più soleggiato. Col passare delle ore, nuvolosità in aumento un po' su tutti i settori, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime comprese tra i -2 e 0 gradi, massime oscillanti tra i 3 e 5 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Condizione di bel tempo stabile anche sulla nostra regione. Sarà infatti una giornata caratterizzata da un sole prevalente. Non si esclude tuttavia qualche addensamento al pomeriggio sui settori meridionali, ma senza piogge. Temperature minime comprese tra i -1 e 0 gradi, massime tra i 7 e 8 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.